non fa vivere tranquilli la consapevolezza che qualcuno possa spararti con un'arma, perché di fatto è un'arma, da qualche parte, o per gioco o per chissà cosa, per noia. Di tentativi di furto rompendo il finestrino dell'auto ne aveva già subiti diversi, ma trovare la carrozzeria forata da un piombino sparato da chissà chi e chissà perché in via Dante non è stata una bella sorpresa per Matteo D'Angelo, avvocato mestrino molto noto in città anche per la sua attività nel sociale. Ne depone a favore delle attività che si svolgono a Mestre al calar del sole. Tendo ad escludere che sia qualcosa dovuto alla mia professione o al mio impegno civile nelle varie associazioni, sia cittadine che nazionali, perché insomma c'è abbastanza letteratura che dimostra che se qualcuno vuole fare qualche avvertimento lo fa in altre modalità. Il caso comunque è arrivato anche in regione. I consiglieri del PD Veneto, Jonathan Montanariello e Francesca Zottis, hanno espresso solidarietà all'avvocato D'Angelo, definendo l'atto l'ennesima riprova che Mestre necessita di una difesa a tutto campo per ristabilire un livello dignitoso e decoroso del vivere quotidiano. Secondo D'Angelo, l'esclusione di un movente politico o professionale non rende comunque il fatto meno inquietante. Credo piuttosto che sia una pericolosissima bravata, ecco, di qualcuno che o dalla finestra o per la strada si diverte a sparare a chissà cosa, se alle targhe o se a qualcosa in movimento con dei pallini purtroppo di piombo. Ecco, questo è abbastanza allarmante perché non è un bel segnale.